Buongiorno. Mi è stato chiesto di fare una relazione sulla tecnica etimologica. Io non la voglio fare né lunga né complessa e non voglio neanche aiutarmi con delle diapositive, delle slide. Preferisco leggere una relazione, una lectio magistralis, la quale rimarrà in dotazione a chiunque voglia capire qual è la tecnica etimologica. Io ne parlerò a volo d'uccello della tecnica etimologica, perché per approfondire chi volesse chiedermelo, poi in seguito vi farò un'altra lezione. Ecco, oggi così parlo in generale perché me l'ha chiesta Andrea De Plano, questa relazione. Il 10 luglio 2021 ho tenuto a Dorgali una lezione magistralis in occasione della presentazione del dizionario etimologico dorgalese di Andrea De Plano. Era doveroso, perché De Plano, un sardo come me, è l'unico linguista al mondo che usa la mia stessa tecnica nell'individuare le etimologie delle parole, ovviamente. Questa che lui usa assieme a me è una tecnica scientifica, l'unica tecnica esistente. I dizionari etimologici della Sardegna adesso sono 3. I miei 2 sul sardo e sul sassarese e questo di Andrea Del Plano sul dorgalese. Non intendo citare altri dizionari etimologici, poiché lasciano in realtà la tecnica etimologica all'uscio. Non parlo nemmeno dell'obsoleto Wagner, per tutto ciò che già sapete e che ora udirete in diretta. Io e De Plano ci siamo conosciuti a cose fatte. In autonomia abbiamo portato l'etimologia oltre la siepe. Ambedue sentivamo le angustie dell'Accademia ed eravamo consci che le lingue del Mediterraneo non potevano essere frutto di solo latino. Il nostro fu ed è un agire rivoluzionario, deciso però con ragione e responsabilità. Peraltro non eravamo soli. In Italia Giovanni Semerano aveva già eretto con le sue sole forze il poderoso palazzo della nuova metodologia. Poderoso. Quindi adesso siamo in 3 ad agire scientificamente nel campo della linguistica. Sempre pochissimi, troppo pochi. In un mondo dove le cattedre universitarie affogano nella incompetenza. In questa mucillaginosa temperie va da sé che non tutti ardiscano varcare le colonne d'Ercole. Troppi campano acriticamente di luoghi comuni, bastandogli masticare il déjà vu, mentre io e De Plano, scrutando oltre la siepe,
abbiamo acquisito il privilegio dantesco di contemplare laggiù, l'aiuola che fa tanto feroce l'Accademia, un'Accademia che non perdona agli scismatici, specialmente quando gli scismatici salgono in cattedra a spodestare i nullafacenti. In Sardegna fu Giovanni Spano il primo a scrutare la nuova frontiera, ma non aveva gli strumenti adeguati, che ora invece esistono. Pertanto io che li uso non è che sono migliore dello Spano. Lui non li aveva quegli strumenti, ma lo Spano era un uomo di grande ingegno. Non aveva gli strumenti che ora esistono e peraltro lo Spano non avrebbe potuto opporsi da solo alla ideologia ariana, perché di questo si tratta. Nessuno ne parla. L'ideologia ariana, la quale in Europa stava infettando tutto, compresa la linguistica appena nata, e stava saldando le vertebre alla nazione germanica, come sappiamo, la quale disprezzava i popoli marchiati come non ariani ed umiliò la Francia nella guerra franco-tedesca, poi devastò l'Europa con 2 guerre mondiali. Caduto il Führer, l'ideologia ariana sopravvive, purtroppo, in ogni cattedra di linguistica in tutto il mondo. Accecati dal veleno nazista, gli atenei vaneggiano che il latino sia nato ad opera delle orde germaniche dal 2000 al 1000 a.C. Blaterano che la successiva potenza romana sia stata capace di annichilire il Mediterraneo e di far scomparire ogni altra parlata, generando una palingenesi da cui, secondo loro, sorsero 4 lingue neolatine, compresa quella sarda. Queste credenze assurde e mai dimostrate scientificamente sono retaggio della ideologia del superuomo. Quando si camminava al passo dell'oca, in Sardegna fu inviato il tedesco Max Leopold Wagner, il quale con paterna bonarietà convinse ad accettare il paniere germanico-latino nel Mediterraneo e nell'Eurasia. Ancora oggi nessun linguista sardo starnutisce senza il placet dell'Accademia tedesca. Sarà lungo e luttuoso rintuzzare l'Accademia tedesca. Molti supposti eretici subiranno il rogo. Un secolo dopo lo Spano, in Sardegna, prima di me e di Deplano, c'è stato Raffaele Sardella a rompere gli schemi e proporre i radicali sumerici. Ma egli non era linguista,
ed i suoi errori di metodo, davvero smisurati, diedero vantaggio all'Accademia esponendo me e Deplano, che siamo linguisti, ai dardi di quanti campano di Latinorum. Figuratevi quando a Sassari, 2 anni fa, un tizio qualunque venne isolato mentre cianciava che era stato il latino a nascere dal sardo, ivi compresa la sintassi, bontà sua. Appena rilasciato, dichiarò in un pamphlet che dalla scriptio continua del vaso di Dueno si estrapolava ite. Egli non immaginava che le 3 lettere potessero appartenere putacaso a Quirites. Si chiarì che non aveva studiato latino. Ma ecco dalla cattedra di linguistica cagliaritana balzare il sagittario, un tale Maurizio Virdis, gongolante di infilzare con un solo dardo lo scalmanato e al contempo 2 linguisti, ancora me e Deplano. Nonostante la fatua emessa dagli ayatollah del Latinorum, io e Deplano proseguiamo, sarà la storia della scienza, a dichiarare estinta la loro ideologia, perché è ideologia, nient'altro. Io, col dizionario etimologico sardo e col dizionario etimologico sassarese, e Deplano col dizionario etimologico dorgalese e con tanti libri di musicologia importantissimi, abbiamo dimostrato che le 20.000 etimologie del Wagner, millantate come etimologie, non hanno basi. Infatti, se per etimologia intendiamo la scienza che studia la storia delle parole e ne dimostra la vera origine, allora il glottologo deve comportarsi come l'archeologo, cioè deve scavare sino al fondo. Se Giovanni Lilliu avesse scavato il suo nuraghe per 4 metri, avrebbe dimostrato che la civiltà dei Sardi si nutre di reperti romani. Egli invece scavò per 19 metri e mostrò la vera componente della civiltà dei Sardi, che era potente e solida già 1000 anni prima delle commoventi capanne di paglia del Palatino. Ben inteso, nessuno nega che il 40% delle parole sarde è uguale a quelle latine. Ma se apriamo i dizionari e le grammatiche a sud del Mediterraneo, scopriamo che tali parole esistevano già nel 2300 a.C., moltissime da oltre 5.000 anni, create dai Sumeri,
moltissime provengono dall'arcaico mondo egizio. Con ciò, una persona intelligente capisce, salvo che sia inadatta alla cultura, che prima di Roma nel Mediterraneo vigeva una grande koiné linguistica, una comunità linguistica, la quale forgiò non solo il dizionario sardo, ma in un secondo momento anche quello di Roma e non viceversa. Noi riusciamo a scoprire questa koiné se, astenendoci dal campare come homines unius libri, accettiamo che il Mediterraneo, unico mare chiuso dell'orbe terracqueo, fu la culla di un solo linguaggio avente le scaturigini nel delta. Con questa nuova frontiera non basta più confrontare il sardo col latino. Che cos'è il latino? Occorre confrontarlo con tutte le lingue apparse nel Mediterraneo prima di Roma. Forte di questa ovvietà, posso dissuadere quanti affermano che il toponimo Roma deriva dal greco Rome, vigore. Lo dicono loro. Quasi che i primi pastori del Palatino nel 753 a.C. fossero già presaghi delle fortune di una città che nemmeno esisteva. La coscienza critica invece ci dà la vera chiave di lettura, che è l'egizio Ruma, distretto d'acque. I distretti idrici erano preziosi e contesi, erano calamite di guerra. Sulle coste d'Italia, oltre al Tevere, ci sta soltanto l'Arno e in piccolo l'Ombrone. Sulla costa sud, per 5.000 chilometri, ci sta soltanto il Nilo. Persino il nucleo più autentico del latino è di origine egizia, come imperare, imperator, identico all'egizio perà, faraone, faraone. Ecco da dove viene il concetto del potere assoluto. Dall'egizio imperà, letteralmente potestà esclusiva del faraone, cioè quello che solo il faraone si può permettere di fare. Imperà, da cui il cognome sulcitano sardo impera, uno dei 100 importati in Sardegna grazie ai contatti degli Sciardana. E se vado a contrapporre i miei etimi al loro macilento latinorum, ecco la fatua a tacciarmi da polemico e provocatore. È vero, però. Le mie ragioni assumono forza soltanto quando le privo della leziosità del savoir-faire. Ma attenti, se uso parole nude, non per questo divento rude, tutt'al più divento pannelliano. Pannelliano.
cioè dico la verità con franchezza. Eppure costoro fanno intendere che sono io a far guerra, come fece intendere il Goto Teodorico, che dopo essersi appropriato con demoniaca brutalità del Ravennate, manda gli ambasciatori a sedare e dire: come faccio ad accorgermi che c'è la pace se l'ordine è turbato dal vostro rumor di spade? Ditemi voi se esistono parole mielate per dire che l'Accademia crea dei falsi. Ad esempio, nei dizionari scrivono ita danno, intendendo quale danno. Mentre io, che sono glottologo da 50 anni, ho sempre sentito danno, una sola parola. Se sfogliassero il dizionario accadico, quello assiro, quello babilonese, apprenderebbero che danno, una sola parola, significa Dio onnipotente ed è invocazione di soccorso, sempre viva in Campidano. Hanno falsato le carte senza conoscere il sardo, per pavoneggiarsi con un vestito illusorio come il re delle 1001 notte, che andava nudo credendo di indossare bissi diamantati. E con arroganza hanno persino inventato l'etimologia di Caralis, da un car inesistente. E gli danno pure il significato roccia. Ma Caralis non nacque sulle rupi di Sant'Elia, né sulla rupe di Casteddu, è nata in laguna. Se avessero letto Tolomeo, avrebbero appreso che Caralis, da lui era scritta Caralli, ed avrebbero notato che i babilonesi per Carallu intendevano gioiello, il nome dato ai coralli della Sardegna. Gli antichi amavano la poesia. Era normale dare un bel nome alle città. I punici chiamarono la loro città Carthadash, porto del fulgido regno. Gli albanesi diedero alla capitale il nome sumerico Tiran, arcobaleno. Gli antichi avevano anche un senso pratico. Ed il taglio dunale di Giorgino, presso Cagliari, fatto dagli Sciardana per giungere al porto lagunare di Carallu e garantire ai pescatori la giusta salinità, fu chiamato Hurhinu, taglio per mescolare le acque, dal sumerico hur, intagliare, resecare, hi, mescolare, nu, prefisso di situazione. Ma poi i preti bizantini, a dispetto, costruirono la chiesetta di San Giorgio
e fecero dimenticare l'arcaico Furchinu a vantaggio di Giorgino. Quei preti cancellavano con prepotenza la storia, dando nuovi puntelli alla loro religione. Ma oggi l'Accademia ha il dovere di raddrizzare la narrazione. Anziché ricominciare dal Medioevo e basarsi su un mondo capovolto a loro insaputa, l'Accademia, dannata alla monodieta di Latinorum, non sa nemmeno differenziare Paperu da Pauper, ossia il piccolo dell'oca dal povero. E analizzando la nuova edizione del Condaghe di San Pietro di Silchi, i filologi si ingaglioffano per l'ennesima volta su una differenza che non sanno giustificare. Non capiscono che sono due parole diverse. Che i donnos paperos del Condaghe sono i nobili di Schiatta, che possono ambulare petoruti come i paperi, e non sono affatto i nobili che si fingono poveri, come pensa purtroppo Paolo Maninchedda. Paperu è parola autenticamente sarda, con referente nel sumerico pap, primo ed importanza. Più era leader. Questo era leader, ce lo ricaviamo, ce lo ritroviamo anche nel cognome sardo era, che molti pensano che si riferisca all'edera. Assolutamente significò già in origine leader. Papera significò, il doppio nome pap era, papera significò primo fra tutti. Dalla radice di pap più era viene anche l'italico papa, che deriva dal sumerico pap, primo importante. Con la stessa radice abbiamo l'egizio papa, chi dà la vita. Ditemi voi da dove deriva la parola italiana papà. Nessuno di quei cialtroni ha mai scavato così a fondo. Nessuno. La parola sarda paperu poi transitò in Italia e sparì dalla Sardegna, dove il pennuto oggi è chiamato Occaredda in Logudoro e Coccicedda in Campidano. Gli accademici hanno sempre falsato le carte in difesa del loro latinorum, ben inteso, ed hanno preteso che il sardo bidda derivi dal latino villa, in virtù della riduzione di latino al sardo d, mai provata, e non si sono accorti che i romani pronunciavano uilla e che essa deriva dal sumerico terra, più illu, acqua. Quindi uilla uguale terreno irriguo, dove si poteva a maggior ragione costruirci la casa. Mentre bidda, paese agglomerato abitativo,
Hai referenti nel fenicio bit, ebraico bait, aramaico bait, accadico bitu, che significa appunto insediamento e ovviamente anche casa. Gli accademici hanno persino violentato la grammatica latina, ingannandoci sui pellitos sardos, nome pellitos sardos, aggettivo. Gli Atenei capovolgono arbitrariamente ponendo il nome al posto dell'aggettivo e traducono sardi, nome, pelliti, ossia vestiti di pelli, sardi pelliti, e non pelliti, sardi. Ma Livio era scrupoloso e se avesse voluto intendere che Amsicora stava reclutando dei sardi vestiti di pelli, avrebbe scritto sardos pellitos e non pellitos sardos. Peraltro, nessuno spiega perché Amsicora credesse che soltanto i sardi vestiti di pelli avrebbero resistito ai Romani, mentre con altro vestiario rimanessero inermi. E nessuno pone in mente al cognome Pillittu, che Pittau tradusse come figa, ma una madre non avrebbe mai posto un tale nome al proprio figlio e nemmeno alla propria figlia. Pillittu fu un nome bene augurale, significò guerriero d'assalto, era un nome virile in origine. Vedi il latino pellere, assalire. Livio, scrivendo pellitos sardos, distingueva regionalmente tutti i pelliti, perché ce n'erano in ogni nazione, in ogni territorio, chiamati a Roma velites, in Grecia peltastai. I pelliti, i veliti, i peltasti sono quei bronzetti nuragici con lo scudo piccolo e tondo che hanno in mano 2 o 3 pili, 2 o 3 lagi, pili, sempre da confrontare col latino pellere, assalire. Va bene, i pelliti erano quelli, da cui il cognome sardo Pili, Pilo. Gli Atenei falsano le carte, dando ai nuraghes il significato bipolare di mucchi di pietre ed insieme voraci. Al Pittau l'accostare i nuraghes alle nurras parve geniale. E non si accorse che nurra, l'unica parola bipolare della Sardegna, fu inventata dai preti bizantini per dissacrare doppiamente i nuraghes, i quali erano le chiese degli Sciardana, ancora adorate in seguito, come dimostrano i tanti nuraghetti riesumati, ultimi quelli di Monti Prama,
che stavano sulle tombe piantonate dai celebri guerrieri. La parola Nurra oggi significa appunto mucchi di pietre ed anche voragine stretta e profonda, dove stanno, guarda caso, gli spiriti infernali. Ma Nurra è nient'altro che una originaria agglutinazione sumerica, significante manifestazione del sole. Va bene? E ciò riguardò anzitutto l'antica Nure, noi diciamo Nure con R debole, mentre un tempo doveva essere Nurre, perché ha lo stesso nome del territorio dove sorgeva, che si chiamava e si chiama ancora Nurra con due R, che è un composto che si capisce meglio attraverso la lingua egizia, che appunto abbiamo detto che significa manifestazione del sole. La Nurra è quel grande pene piano appartenente in gran parte a Sassari e in parte ad Alghero. Alghero a sua volta nacque sul sito dell'antica Nure. Gli Atenei non vogliono accettare che Nuraghe o Nuracche, secondo le zone, nelle zone interne, in certe zone barbaricine, è una agglutinazione sumero-accadica da Nuru, luce, bagliore, più chi, luogo, e significò luogo del dio sole, luogo del bagliore, dell'onnipotente. Erano le chiese al dio sole in Nuraghi. Gli Atenei danno carte false, accreditando le etimologie portate dai greci 2500 anni fa e che, facendo così, lasciano morire una scienza etimologica. Questi Atenei lasciano morire una scienza etimologica che attende un aggiornamento da loro. Quindi accreditano, per esempio, Icnusa come orma di piede, senza riflettere che i greci, prima di Tolomeo, usavano i portolani e non riuscirono mai a dare forma all'isola. Questa è storia e devono rimettersi a studiarla. Peraltro Icnu, in quanto orma di piede, esisteva già presso gli Accadici. Però questi nominarono l'isola da Icnu lapislazzuli, più Sha quella. Quindi Icnusha, quella del lapislazzuli, con riferimento ovviamente all'isolamento dell'isola nel blu del Mediterraneo. Ma ogni popolo nominava la Sardegna a modo suo ed i greci le davano 3 nomi a seconda del proprio dialetto, che fossero Ioni o Dori o Eoli, e la chiamarono Sardò, Sandaliotis, Icnusa. Ma questi 3 furono dapprima nomi sumerici o accadici. Sardu, tutta un giardino, ossia paradiso terrestre, per chi conosce la linguistica sarda e quella del vicino Oriente. Sardu, paradiso terrestre. Shantaliuttu, altro che quella del sandalo.
in lingua accadica significa la guardiana dell'Occidente. Naturalmente la parola nacque nel massimo fulgore della civiltà sarda, ossia durante la civiltà nuragica, Shantaliuttu. Ichnusa era un nome già forgiato dagli egizi, con i monosillabi Ik, Greenland, terra verde, più Nu, la massa d'acqua primordiale, da cui nacque il mondo, come si sa, più Sa, pronome articolo, come per gli accadici e come per i sardi, Sa. Quindi gli egizi intesero Ichnusa come la terra verde al centro della massa d'acqua primordiale. Si capisce che Ichnusa è un nome antico di almeno 50.000 anni, poiché gli egizi conobbero soltanto il Mediterraneo e circumnavigarono l'Africa soltanto in epoca storica, intorno al 500 a.C. Il linguaggio mediterraneo discese il Nilo con l'Homo sapiens e cominciò a maturare nel delta. Soltanto nel dizionario egizio ritroviamo le radici di un linguaggio che si spinse in Sardegna durante le glaciazioni. Si spinse nell'intero Mediterraneo, nella mezzaluna verde, nella mezzaluna fertile, pardon, fino all'India si spinse e risalì poi i fiumi verso nord e non il contrario, come dicono i tedeschi, che tutto scese da nord verso sud. C'è un veneziano che addirittura sostiene che il linguaggio proviene direttamente dai ghiacci del Polo Nord. Figuriamoci, quando uno è stato imbalsamato così, non è che viene riesumato e potrà rivivere. Una enorme massa di parole credute germaniche deriva dalla lingua egizia. Deriva dal sumero, dalla lingua mediterranea in generale. A cominciare dall'inglese bra, tanto per dirne una, se volete farò una lezione apposita sull'origine delle lingue germaniche. Bra, reggipeto, reggiseno. Ce l'abbiamo identico nell'antico egizio, bra, cestello. Anche Italia, primitivo nome della punta calabrese, perché quel punto lì che si chiama Italia, primitivamente. Aveva nome egizio e significò stretto dei pirati e non terra di vitelli. Basta poco a capire. I pirati si appostavano sugli stretti, su tutti gli stretti, mentre i vitelli nascono persino in Lapponia e non c'è ragione a dire che solo l'Italia producesse vitelli. Ritorno definitivamente, come giusto, ad Andrea Leplano, il quale nelle sue ricerche ha privilegiato l'accadico e il sumerico e poco importa se non ha indagato l'egizio, perché intanto sul Nilo si trovano quasi le stesse radici, perché tutto appunto deriva dalla lingua nilotica. Poco importa se tra lui e me si registra talora o spesso diversa etimologia, come imbrulla, bocche,
a Bisare, a Badorzo, a Bacotta, tanto per prendere dalle prime lettere dell'alfabeto. Se per questo ci sono differenze, molte differenze, tra me e il mio maestro Giovanni Semerano, il quale per esempio non capì proprio niente della Sardegna e tutte le etimologie che ha dato sono sbagliate. Non so, ha tentato anche di tradurre la Stele di Nora, ebbene, la sua è la traduzione peggiore in ogni senso. Ciò nonostante, io al maestro Semerano ho dedicato tutti i miei libri perché è lui che mi ha aperto le colonne d'Ercole, mi ha fatto vedere la nuova metodologia sulla quale io non osavo avventurarmi perché ero impiccato al latinorum. De Plano varcò come me le colonne d'Ercole quando lui intuì che erano l'unica via, le colonne d'Ercole, per conoscere e svelare la musica sarda. Egli accarezzava certe vocali, certe sillabe incomprensibili agli altri e le rivelò. Quei suoni sono l'anima della Sardegna. Sono antichi quei suoni, decine di millenni, ed è lui ad aver restituito all'isola quell'anima della quale in troppi la credono viva o in troppi l'avevano deprivata. Oggi il canto a tenore, l'intera musica sarda è uscita dal buio ed è plano la posta in trono imperiale. Persino dal Giappone vengono a studiarla. Innamorati della cultura della nostra isola, che solo lui ha rivelato. Oggi Dorgali ha un maestro che tutta la Sardegna gli invidia. Dorgali deve tenerselo caro affinché proprio da Dorgali parta il fuoco della riscossa che tutta la Sardegna sta attendendo da molti e molti decenni. Grazie. Ho terminato.